veneziano, Valencia Deportivo. E proviamo a confermare la squadra, vediamo se riusciamo a far meglio dopo la disfatta contro il Rayo Vallecano. Cosa devo fare? E gol! Vai. Vai ragazzi. Prima il Mestalla, voglio far bene, eh. Oggi deve assolutamente migliorare il risultato dell'ultima partita, è arrivata la sconfitta esterna contro il Rayo Vallecano. Porca puttana. Disputato per 1-0, ma a mio avviso restano comunque i favoriti per la vittoria di oggi. Partiamo già offensivi, che vuole attaccare subito il Super Depor. Hanno scelto il 4-4-2 con il rombo a centrocampo, con un No, sti centrocampista errori. dietro le due punte e un altro a protezione della difesa. Vai Martinez. No, meno passaggi filtranti e più possesso palla. Vai. Abbiamo i centrocampisti per farlo. Gomez. Paco Alcácer, Buono, Paco. Aguero. Aguero se ne va. Sergione se ne va. Sergione se ne va. spazio, Bravo Aguero, mettila in mezzo. Boom, non ci credo. sarà corner. Peccato. Dai, Isco, regalaci subito un bel cross. Negredo. Battuto troppo sotto, senza problemi per il portiere. Dai, mi è cominciato già meglio rispetto alla prima partita. Non ci voglio credere. Ma no, subito il buco. Oriol Viera, gol. Ma dai, ma subito un buco. Ma non ci credo. Hanno aperto le marcature con questo Ma gol. vaffanculo. 1-0. Molto vicino al rosso. Barragán. Isco. Dai, Isco. Negredo. Paco Buono. Alcácer. Bellissimo, bellissima stazione Isco. Isco! 1-1 Valencia, risponde. E arriva il gol, Mestalla esplode. Dunque 1-1. L'estadio Mestalla è esploso. E adesso non dobbiamo fermarci qua. Grande Isco, primo gol stagionale del Valencia CF. Però manca il nostro... Dov'è il nostro Rakitic, il nostro Mendieta? Occhio. Prova il volo. Madonna, ma che gol che ho preso. Incredibile. Incredibile, signori. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Perez ha messo un gol. Total... E l'arbitro dice che è calcio di rigore. Non ho parole, va bene, dai. Gol. Mette dentro. 3-1, crollo al Mestalla. Disastro puro, signori. Sentite i fischi. È una trasformazione impeccabile. Palla che finisce in rete. Precisa conclusione. Il portiere non poteva farci nulla. Pazzesco, ragazzi, un inizio tragico. Così si ripartirà con una rimessa. Cioè, partire così nella Liga vuol dire già partire no con un handicap di più. Non riesco a cioè, qua non riesco a tenere palla un secondo, ma dai, ma per favore, ma per piacere. Figugli. Ecco, vado a cagare. Operazione con un intervento tempestivo. Si cambia modulo, si cambia tutto. Si torna con la mia vecchia a una punta. Perdono palla dopo l'intervento di un difensore. Così non mi trovo per niente. Buono il recupero, possono ricominciare. Fernando Navarro. Ma fanno quello che vuoi, sì, però veramente il Deportivo sembra il Milan di Sacchi. Isco. Ma via Isco, dobbiamo svegliarsi adesso. Io lo dico, con Sporting Gijón vuole una bella vittoria, perché sono rotto il cazzo, eh. Il mercato è finito, non sono riuscito né a prendere nessuno né a vendere nessuno. Dai. Aguero, svegliati adesso, eh. Vai. Vai, raga. Comincia così la partita. Quello Sporting di Gijón veneziano ha detto che vuole i 3 punti assolutamente. Cambiamento alle padroni di casa. Ma perché si comincia così? Ma porco Dio, Christiansen si comincia così. Classico 4-4-2. Ecco l'11 titolare del Valencia. Affrontano l'incontro Ecco. con 4-5-1 di tipo nettamente offensivo per mettere pressione agli avversari. C'è pressione su Dai, raga, dai. posizioni. No, ma non può dare il rigore, no, no, no. L'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto del calcio di rigore per spezzare la parità. Gol, ma vai in culo, dai, ma dai.
Vergognoso, vergognoso. Non ha avuto problemi, ha superato il portiere dal dischetto. I rigori Vergognoso. sono di nervi tra chi calcia e il portiere. E stavolta ha vinto lui. Ma stai zitto, Nava, frocio del cazzo. Come ne... Vai, Fioi. Vai, tira. Colpito Tira. dal difensore. È arrivato E c'è il gol. Vaffanculo, parejo. Un po' di fortuna 1-1. preciso che trova la rete. Beh, ha scelto la precisione rispetto alla potenza. 1-1, dai ragazzi, dai raga. Vai Fegu. Vai Kun. Vai Kun. Tiro a teschio. E c'è il gol! 2-1 Valencia. Ancora lui, Isco. Bravo Isco. Punteggio cambiato, ora siamo tutti. 8. Brutto. Palla che colpisce la trave. Occhio al Gol, ma vai in quella tomare però, dai. Quanti gol prendo, mamma mia. Dai Fioi. Gaia. Vai Negredo, bravo. Bravo. E vaffanculo 3-2, sì. Mamma mia, bravo Isco. No, Agüero, scusate, Agüero. Una doccia fredda per la squadra che l'ha subito. E non se l'aspettavano. Dai, Fioi, teniamo duro, è importante sta vittoria. Costerà molto caro. No, occhio, beh, se vediamo gol veramente mi incazzo, Buona la trama. Guarda, tutto bene, va tutto bene. Guarda, Vardio. Arpiglia bene il pallone. Guarda, Vardio. Trova i compagni. Buttala via, bravi, dai, 3-2, chiudiamo la classifica. Rischia la fine. Sì, ma Fioi, ma non si può giocare così, però. Non si può. Ah, c'è la Champions adesso, ah, bene, col PSV. Bene, tabellone. Liga BVA siamo a 3 punti, va bene, dai. Cioè, nessuno punteggio pieno, no, il Real Madrid in realtà, che ha 2 partite, il Granada. Anche Rayo Vallecano. Raga, un saluto del commendatore veneziano, inizio veramente complicated. Ciao!